Bentrovati, torniamo in edizione straordinaria, lo abbiamo fatto questa mattina dalle 9:30, poi abbiamo proseguito con la prima edizione. Circa un'ora e un quarto fa ci siamo salutati, eccoci di nuovo dandoci appuntamento a questa nuova diretta, edizione straordinaria come detto perché oggi è la giornata del processo Turetta, ultime battute, stiamo attendendo che la Corte esca dalla Camera di Consiglio dove si è ritirata pochi minuti dopo l'inizio dell'udienza di questa mattina. Sentenza a carico di Filippo Turetta, lo abbiamo detto, omicida reo confesso di Giulia Cecchettin. Turetta è a processo per diversi reati oltre all'omicidio, il sequestro di persona della 22enne studentessa universitaria di Vigonovo, ma anche il porto d'armi perché in auto aveva una serie di oggetti tra cui dei coltelli e poi, lo sappiamo bene, purtroppo l'occultamento di cadavere perché Turetta si disfò del corpo di Giulia Cecchettin ritrovato una settimana dopo il delitto lo ricordiamo risale all'11 novembre del 2023, ritrovato in montagna. Abbiamo proposto questa mattina anche le immagini delle ricerche nella zona di Barcis. Allora questa mattina è una nuova udienza, ma è stato un processo con un rito abbreviato che si è celebrato in poche battute, questo a carico di Turetta. Prima udienza il 23 di settembre con l'imputato che ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato senza poter beneficiare dello sconto di pena, ha consentito l'acquisizione degli atti, vale a dire che viene giudicato esclusivamente dagli atti del fascicolo d'indagine. Una strategia processuale chiaramente per dimostrare la piena disponibilità al giudizio da parte dell'imputato e che ha fatto sì che il processo si celebrasse più velocemente e con un unico interrogatorio, il suo di fatto in aula, avvenuto il 25 di ottobre. La scorsa settimana ci sono state invece requisitorie a Ringa di accusa e difesa. Oggi è tornato presente, lo vedete al suo arrivo al Tribunale di Piazzale Roma questa mattina, Gino Cecchettin, che ha voluto essere presente insieme ad altri familiari di Giulia, gli zii, a quest'ultima udienza, dove verrà pronunciata la sentenza. La Procura, lo ricordiamo, ha chiesto per Filippo Turetta l'ergastolo, sostenendo una serie di aggravanti a suo carico, in particolare 3. Lo stiamo sviscerando questa disamina da questa mattina: la premeditazione, la crudeltà per aver infierito su Giulia con 75 coltellate, ma non solo, per averla aggredita a più riprese in più sedi purtroppo, e lo stalking per aver preso a perseguitare, a ossessionare Giulia per mesi prima di questo delitto. La Corte si è ritirata in Camera di Consiglio con il Presidente Manduzio che ha annunciato che non sarebbe uscita prima delle 15. Alle 15 mancano una decina di minuti, ma i tempi potrebbero essere più lunghi. Chiediamo conferma allora in diretta a Ilaria Marchiori, che con Sandro Ponchio è all'esterno del Tribunale di Venezia. Ilaria. Sì, buongiorno Lina, ben ritrovati ai nostri telespettatori. Doveva essere più o meno intorno alle 15, ma ci è appena stato comunicato che non sarà invece prima delle 16. Evidentemente c'è ancora da discutere, si stanno prendendo tutto il tempo necessario, come è giusto e doveroso che sia. Ricordiamo che oggi si deciderà quale sarà la pena che Filippo Turetta dovrà scontare, se ergastolo come è stato chiesto dall'accusa oppure no, se si sceglierà, si opterà per una pena differente, come ha chiesto invece la difesa, l'avvocato di Filippo Turetta, Giovanni Caruso. Dunque entro circa un'ora, probabilmente poco più, si saprà
Sì, verremo a conoscenza della sentenza. Come abbiamo detto anche questa mattina nel corso della nostra lunga edizione straordinaria in aula, c'era l'imputato, dunque era presente Filippo Turetta, c'era il papà di Giulia Cecchettin, Gino, difeso dall'avvocato Tigani, poi gli altri avvocati della famiglia, c'era la nonna e lo zio, i vari zii di Giulia, sia paterni che materni, tutti che stanno attendendo questa sentenza. Da un anno, ormai poco più, che purtroppo ha iniziato questo calvario, possiamo definirlo così, e oggi si saprà quale sarà la sentenza, che cosa deciderà la Corte d'Assise per il destino di Filippo Turetta, reo confesso del femminicidio di Giulia Cecchettin. Noi oggi siamo riusciti a intercettare al microfono uno degli zii di Giulia, Andrea Camerotto, che tra l'altro fu, diciamo, la prima persona che intervistammo proprio il giorno in cui venne lanciato l'appello perché i due ragazzi tornassero a casa. Ancora non si sapeva quale sarebbe stato poi il drammatico epilogo, e si appellò a suo tempo ai ragazzi, ma soprattutto a Filippo Turetta: tornate indietro. Così purtroppo non è stato, e l'epilogo è stato ben diverso. Questa mattina ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti, una anche in particolare che riguardava le lacrime di Filippo Turetta in aula quando è stato interrogato. Gli è stato chiesto cosa ne pensasse di queste lacrime, se le interpretasse come una sorta di pentimento, ma in realtà secondo lui non si tratta di pentimento, si tratta piuttosto di lacrime versate proprio per lui, perché dice si sta rendendo conto, forse adesso più che mai, di che cosa ha fatto a Giulia e di quello che sarà il suo destino. Poi ha parlato anche della fondazione di Gino Cecchettin, dicendo forse non darà dei risultati nell'immediato, ma sicuramente la nostra speranza è che possa darli in futuro e aiutare le tante donne vittime di violenza, perché il caso di Giulia, come ormai sappiamo, è diventato un caso emblematico, un caso esemplare, e quindi si spera proprio che dalla morte di Giulia tante donne possano invece trovare la forza, anche attraverso la fondazione, di dire no alla violenza, soprattutto di denunciare. Ma sentiamo proprio le parole dello zio di Giulia, Andrea Camerotto, e nel frattempo qui da Venezia restituisco anche la linea allo studio. Ci sono dei desideri nella famiglia, ma non siamo noi che decidiamo, quindi attendiamo fiduciosi la sentenza giusta per Filippo. Ho già detto che non vincerà nessuno. Sì, l'ho scritto ieri, non vincerà nessuno, perché noi abbiamo perso Giulia, la famiglia di Filippo ha perso Filippo. Filippo resterà quello che è, insomma, a prescindere dalla condanna, dalla durata della condanna, lui rimarrà sempre l'assassino di Giulia. Ecco, questo lo sento dentro di me. Lui non può, perché la giustizia gli dà la possibilità di risollevarsi socialmente, uscire dal carcere e non essere più l'assassino di Giulia. Lo sarà sempre, e questo è il suo più grande peso. Giulia ha detto che non l'hanno convinta le lacrime di Filippo in aula. Sicuramente sì, è già passato un mese da quando, insomma, gli hanno fatto l'interrogatorio. Io non l'ho sentito emotivamente vicino alla tragedia che ha creato. Lui si sta rendendo conto, si è reso conto in questo periodo che probabilmente anche i suoi avvocati e le persone che lo seguono in carcere l'hanno fatto consapevole di cosa sta andando incontro. Io penso che una persona che è stata libera fino a un anno fa e
e si ritrova a dover pensare di passare la sua vita, insomma la sua giovinezza in carcere, lo facciano piangere. Lui non ha mai nominato Giulia nel suo percorso, nel suo interrogatorio, o forse una volta. L'ha nominata pochissimo anche nel memoriale, scriveva lei, io l'ho letto quel memoriale. E l'ho trovato anche un po' insulso, se vogliamo, nel modo di scrivere, insomma non era così da ragazzo di 22 anni, sembrava più da ragazzetto, insomma crudo, immaturo. A voi famiglia non ha neanche mai chiesto scusa, Filippo? Beh, lui l'ha detto direttamente in aula quel giorno, non mi sento di chiedere scusa, bisogna anche provarci, io credo che bisogna anche provare. Allora, premetto che io non sono per il perdono, io non sono per il perdono, io non perdonerò mai chi ha ucciso mia nipote e mi sono reso conto che non perdonerò mai chi fa del male alle donne. Prima non eravamo coscienti, mio cognato l'ha detto, anch'io ero come mio cognato, si leggeva la notizia, si assaporava la disgrazia, si girava pagina e ognuno ha la propria vita. Bisogna farsi delle domande da ora in poi, Sì. da ora in poi. Per questo c'è la fondazione che porta il nome di Giulia, che per voi è importante. Sì, la fondazione, io non faccio parte della fondazione, l'ho ripetuto tante volte, ma sono contento che mio cognato abbia intrapreso questa strada importante e sono pronto a dargli sempre una pacca sulla spalla perché vada avanti, perché con questa fondazione aiuterà i giovani a dialogare tra di loro e insieme alle persone che lo aiutano, insomma. Voi oggi vi aspettate l'ergastolo? Avete fatto il funerale a Giulia, un ricordo di Giulia, perché è giusto tutto questo? Un ricordo sono tutte le persone che ha coinvolto Giulia, inconsapevolmente ovviamente perché lei non c'era più, però le sue foto, i suoi sorrisi, la sua storia che abbiamo raccontato in quella settimana di ricerca l'ha fatta conoscere all'Italia intera. Io ringrazio tutte le persone che ci sono state vicine, che continuano ad esserlo con messaggi d'affetto per la mia famiglia, insomma. Che effetto le ha fatto se tu lo potessi? Io non voglio parlare con Filippo, io non ho nessuna intenzione di... per me Filippo non esiste più, farà la sua vita, per me Filippo non esiste più. La sua famiglia, il suo fratello hanno detto che è sangue del loro sangue e che seguiranno Filippo, come giusto che sia, lo seguano loro, noi abbiamo altri interessi, maturare la nostra situazione familiare, restare uniti. Io non mi faccio coinvolgere da altre situazioni che potrebbero crearmi dei disagi interiori. Filippo ha fatto le sue scelte e se le porterà avanti, la famiglia di Filippo seguirà Filippo. Chi vorrà seguire la famiglia di Filippo lo farà, io sono per la mia famiglia. Che effetto le ha fatto sentire la difesa di Filippo? Che comunque era stata usata. Sì, ecco, la crudeltà c'è stata e l'abbiamo vista sotto tanti aspetti. E anche i tempi contano come crudeltà. Da Vigonovo, dove l'ha aggredita una prima volta, 20 minuti, 25 di strada per arrivare a Fossò. Sceso dalla macchina, c'erano le tracce di sangue il lunedì mattina che avevamo visto, che percorrevano quel tratto di strada dove lei ha tentato di scappare e quindi mettiamo altri 2-3 minuti. Ecco, in quella mezz'ora lui aveva modo di redimersi, di ritornare in sé. Non lo ha fatto ed è stato veramente crudele perché l'ha aggredita troppe volte in troppo tempo. Che effetto le ha fatto sentire che la difesa di Turetta ha chiesto le attenuanti, ha cercato di smontare quelle che invece erano le aggravanti per l'ergastolo? Hanno fatto il loro lavoro, delle parole però in più ci sono state, insomma io penso che l'ergastolo è solo, non è reale come dato di fatto, insomma. L'ergastolo non è inumano, l'ho ripetuto in diverse occasioni, l'ergastolo non è inumano, non stiamo uccidendo nessuno, non ci prendiamo la briga di uccidere nessuno, una persona paga per quello che ha fatto.
L'inumanità sta in altri fatti, nella crudeltà, nella violenza, nella premeditazione, nell'uccidere qualcuno. Quello è inumano. Ecco, la difesa di Filippo fa bene ad esserci, come è giusto che ci sia, ma certe parole in più ci sono state. Quindi oggi vi aspettate l'ergastolo? Mi aspetto quello che deciderà la giustizia. Ultima cosa, Giulia, colpisce un po' che Giulia comunque abbia continuato a star vicino a questa persona, che per quanto fosse veramente opprimente oltre ogni limite. Allora, io ho conosciuto mia nipote per 22 anni e conosco la mia famiglia. Siamo una famiglia, insomma, di persone per bene, persone buone che se possono danno una mano. Giulia era come noi. Giulia voleva con la sua amicizia riuscire ad uscire da questa situazione sgradevole, e i 15 punti che Gino ha fatto uscire nei giorni scorsi della sua percezione di difficoltà ne parlano chiaro, ma lei non ha affrontato il discorso in casa, ha tentato di risolverlo da sé, di uscire da sola da questa situazione terribile, e ci dispiace di questo, di non averlo saputo prima. Perché non c'era percezione di chi fosse realmente Filippo, del pericolo che forse Giulia già correva? Per quanto mi riguarda l'avevo visto poche volte, quindi non potevo saperlo. Anche in famiglia da Gino non sarà entrato chissà quante volte, e comunque un ragazzo che si presentava per bene. Quanti figli nascondono delle cose personali ai genitori, per cui ci incolpiamo di non averlo saputo prima, anche se qualche piccola cosa però era talmente piccola e non eravamo pronti ad affrontare, cioè non eravamo pronti a immaginare che potesse scaturire in questo. Ecco. Andrea, Giulia è diventata la figlia, la sorella, l'amica di tutta Italia, le vogliamo davvero tutti bene. Sì, questo lo so. Ci regali un ricordo tuo personale? La sua voce che ho pubblicato qualche giorno fa nei social, che si preoccupava di dirci ciao, sto bene, voi come state? Ed è dolcissima, la voce di Giulia è il ricordo più bello che mi rimane, insieme ai suoi sorrisi. Queste dunque le valutazioni e soprattutto il grande affetto, l'amore infinito di questi familiari per Giulia Cecchettin. Questo era lo zio Andrea Camerotto, che come ha ricordato bene la nostra Ilaria è stato il primo familiare con cui ci siamo confrontati noi giornalisti. Poi c'è stato l'appello dei genitori di Giulia e di Filippo, di Gino Cecchettin e appunto papà e mamma Turetta, e poi l'epilogo che conosciamo. Allora, dal Tribunale è pronto anche il nostro Christian Arboit, sempre lì con Simone Merlo in attesa di questa sentenza. Le 15 sono passate, Ilaria ci ha detto che tuttavia circola già l'indiscrezione che prima delle 16 la Corte non uscirà dalla Camera di Consiglio. Christian, intanto noi facciamo il punto su quello che abbiamo vissuto questa mattina. Assolutamente Lina, ti posso confermare l'orario delle 16 perché è l'ora che gira anche tra gli addetti ai lavori, tra le forze dell'ordine, come vi può mostrare Simone Merlo. Il Tribunale è presidiato, questa mattina c'erano anche, ci sono tuttora gli uomini della Digos, quindi insomma c'è un dispiegamento di agenti e militari a garantire la sicurezza di questo processo, perché insomma tanta è l'attesa, la curiosità, il clamore. Tanti sono anche i colleghi che sono arrivati qui a Venezia da ogni angolo del paese per documentare questo passaggio, che è un passaggio importante, perché questo, Lina, è il giorno del verdetto. Manca un'ora, i giudici sono riuniti ancora in Camera di Consiglio, si sono ritirati questa mattina alle 9:45 dopo un'udienza davvero lampo. Non c'è stata la replica di nessuna delle parti, non ha ripreso la parola il PM Andrea Petroni e quindi di conseguenza non hanno preso la parola nemmeno
le parti civili. Non ha aggiunto nulla alla sua arringa difensiva di martedì scorso l'avvocato Giovanni Caruso. Giovanni Caruso, che quando è entrato in aula questa mattina, abbiamo anche le immagini, ha stretto la mano a Gino Cecchettin. È un po' una delle immagini simbolo di questa sesta udienza e finale di questo processo lampo, di questo giudizio immediato, atipico. Tu prima lo ricordavi benissimo da studio, di fatto si è saltata tutta la fase dell'udienza preliminare, questo anche per espressa volontà del legale difensore di Turetta e di Filippo Turetta stesso. Questo ha consentito chiaramente un'accelerazione dei tempi. Io partirei, Lina, dalle parole di Giovanni Caruso, partirei dalle parole del difensore di Filippo Turetta, che nell'ultima settimana è finito anche al centro di numerosissime polemiche per la sua arringa difensiva. Chiaramente a tanti non sono piaciute le parole utilizzate, però lui ha ricordato anche ai nostri microfoni: io faccio il legale, io non ho solo il diritto di difendere, ho anche il dovere di difendere il mio assistito. Quindi vi farei sentire appunto le parole pronunciate ai nostri microfoni da Giovanni Caruso questa mattina, poco dopo le 10, dopo che il giudice si è riunito in Camera di Consiglio. Giovanni Caruso. In questi giorni è stato oggetto di critiche anche feroci sui social. C'è stata una pronuncia anche della Camera Penale che l'ha supportata. Come ha vissuto questi giorni? Beh, non mi ha fatto piacere, ma io comprendo perfettamente le reazioni umane, la ferita, il dolore che qualsiasi parola in difesa dell'imputato avrebbe potuto provocare nei prossimi congiunti di Giulia Cecchettin. Quindi questo ne sono assolutamente consapevole. Diverso però è ritenere per gli addetti ai lavori e anche per voi giornalisti, mi sembra di poter dire, che non sono stati oltrepassati in alcun modo i limiti della continenza formale e i limiti della costituzionalmente riconosciuto diritto costituzionale appunto di difesa. Questo è il mio modo di vedere, quindi massimo rispetto e massima considerazione per il dolore dei prossimi congiunti, ma consapevolezza anche di aver fatto il mio dovere. Quindi di aver esercitato appieno il dovere di difesa. Non è solo un diritto, è un dovere costituzionale, questo sì, ho la coscienza assolutamente a posto. Giovanni Caruso ai nostri microfoni, che è anche docente di diritto all'Università di Padova, Giovanni Caruso. Ad ogni modo Giovanni Caruso, così come tutti i suoi colleghi delle parti civili, sono in attesa di questo verdetto. Qui non si tratta di capire se Filippo Turetta sarà condannato o meno, si tratta di capire di che entità sarà questa condanna, se sarà ergastolo o meno, perché di questo stiamo parlando. Quindi in Camera di Consiglio in questi minuti, in queste ore si sta decidendo proprio su questo, si sta decidendo sul nodo delle aggravanti, perché Filippo Turetta è accusato dell'omicidio volontario di Giulia Cecchettin e a portarlo all'ergastolo potrebbero essere 3 aggravanti. La premeditazione è la prima, ovviamente la più grave, il fatto che il delitto di Giulia Cecchettin fosse premeditato, pianificato da almeno 4 giorni, quella famosa lista delle cose da fare, così l'aveva definita lo stesso Turetta nei suoi device, risale al 7 di novembre. L'uccisione di Giulia Cecchettin risale invece alla tarda serata dell'11 di novembre, quindi 4 giorni di pianificazione, premeditazione, quindi il primo punto. La crudeltà, quelle 75 coltellate inferte sul corpo della povera Giulia quella sera tra
tra Vigonovo e Fossò. Di queste 75 coltellate, 25 i fendenti tra la mano e l'avambraccio, che sono anche il segnale di una difesa strenua, disperata da parte di Giulia, e poi l'aggravante dello stalking. Lo abbiamo definito anche questa mattina lo tsunami di messaggi anche aggressivi, non solo infantili, aggressivi, petulanti, che Turetta inviava costantemente, quotidianamente, giornalmente, ogni ora alla povera Giulia. Quindi si tratta di capire queste 3 aggravanti saranno sì o no riconosciute. L'avvocato Caruso la scorsa settimana nella sua arringa difensiva di martedì ha tentato di smontarle pezzo per pezzo, dicendo che sì, Filippo non aveva in mente di uccidere Giulia, non c'era un piano omicidiale vero e proprio, c'era nella mente di Filippo un piano per sequestrarla, per rapirla, per farle qualcosa, ma non c'era un intendimento netto proprio per ucciderla. Così ha detto Caruso, che poi ha contestato anche l'aggravante della crudeltà, dicendo di fatto che è stato un delitto d'impeto, che non c'era crudeltà in quei fendenti. E poi l'altro aspetto invece che è stato contestato da Caruso, quello dello stalking, dicendo che di fatto quei messaggi continui non avevano portato Giulia ad una vera e propria repulsione nei confronti di Filippo, tanto che la stessa Giulia aveva consentito quel fatidico, maledetto sabato sera dell'11 novembre a quella serata in compagnia alla nave De Vero, dove lei doveva acquistare dei vestiti per la sua laurea, che si sarebbe celebrata di lì a pochissimi giorni. Insomma, accusa e difesa, ognuno ha giocato le proprie carte, ognuno ha svolto il proprio ruolo, partendo dal presupposto che si tratta di un omicidio dove c'è un reo confesso, perché chiaramente di fronte all'evidenza dei fatti Filippo Turetta non ha mai negato il fatto di essere l'omicida di Giulia Cecchettin. Quindi l'entità della sentenza, di questo stiamo discutendo in questi minuti, di questo sta discutendo soprattutto la Corte d'Assise riunita in Camera di Consiglio. Facciamo un altro passo indietro, Lina, ritorniamo a questa mattina alle prime dichiarazioni rilasciate da Stefano Tigani. Stefano Tigani, che è il difensore di parte civile, rappresenta la parte civile, nella fattispecie il papà di Giulia, Gino Cecchettin. Questa mattina in qualche modo Tigani ci aveva un po' anticipato la strategia difensiva, quindi ritorniamo alle parole di Stefano Tigani. Avvocato, che speranza, che stato d'animo ha oggi? Le speranze sono finite nel momento in cui abbiamo saputo che Giulia è morta un anno fa, il resto è processo. Senta, avvocato, Gino Cecchettin è già all'interno, non ha rilasciato dichiarazioni, lei ha avuto modo di parlare con lui? Beh, noi ci sentiamo sempre, però non abbiamo parlato in particolare della giornata di oggi, ci si scambia sempre un abbraccio, ci si vede domani, in bocca al lupo, sempre così. Alla sesta udienza, che cosa possiamo dire di questo processo, come è andato? Direi che possiamo commentare questo processo solo nel momento in cui avremo visto le motivazioni della sentenza, di resto sarebbe solo chiacchiera inutile, non ha senso. Anche oggi c'è in aula Filippo Turetta, questo può avere un peso, il fatto che lui sia presente? No, l'imputato ha sempre diritto di essere presente, per cui non è né un premio né una nota negativa, l'imputato ha diritto di essere presente e se vuole essere è giusto che ci sia. Voi ribadite chiaramente la vostra linea, che è quella appunto della massima responsabilità. Sì, assolutamente, secondo noi, lo abbiamo detto in tutte le salse, l'imputazione è perfetta, le aggravanti ci sono tutte e dopodiché se la Corte le riterrà sussistenti la matematica del codice la conosciamo bene tutti.
La matematica del codice, a questa fa riferimento Stefano Tigani, il legale che rappresenta la parte civile, Gino Cecchettini in particolare, padre di Giulia. È stato definito anche come un caso di scuola per quanto concerne la premeditazione. Queste sono le parole utilizzate lunedì scorso dal PM Andrea Petroni, quindi non ci sarebbero, diciamo così, dei dubbi sul fatto che l'omicidio sia stato pianificato, premeditato, quindi un caso lampante, un caso da manuale, un caso per l'appunto di scuola, come ha detto Petroni. Però appunto, come vi dicevo prima, questo aggravante della premeditazione, questa aggravante è stata contestata punto su punto dal difensore Giovanni Caruso, che parlando dell'ergastolo lo ha definito come una pena disumana e degradante. Poco fa avete sentito anche le parole invece dello zio di Giulia, Andrea Camerotto, che dice insomma non è inumano l'ergastolo per quello che ha fatto Filippo Turetta. Insomma ci siamo, Lina, manca davvero poco più di mezz'ora e il giudice d'assise del Tribunale di Venezia darà il suo verdetto. In aula tutti si stanno predisponendo, tutti sono pronti, anche le televisioni, i giornali di tutta Italia. Chiaramente tutta Italia oggi guarda a Venezia, guarda a questo verdetto, perché la vicenda di Giulia, è chiaro, non è solo la vicenda di Giulia, è diventata qualcosa di più e proprio per questo insomma questo verdetto oggi ha un'importanza che va oltre Venezia, va oltre la laguna, va oltre il Veneto, per tutte le questioni che da tempo stiamo raccontando: violenza di genere, femminicidi e appunto questo fenomeno che davvero sembra non conoscere crisi. Per il momento ti restituisco la linea con Simone Merlo da Palazzo di Giustizia. Grazie a Cristiana Arboit e Simone Merlo. Allora, ne abbiamo parlato tanto oggi del processo, cercando di entrare nello specifico. Abbiamo avuto in questa edizione straordinaria ospite l'avvocato Katia Salvalaggio, ci ha raggiunto l'avvocato Alessandra Nava durante la prima edizione. E adesso saluto e ringrazio Fabio Crea, buongiorno, avvocato, buongiorno. naturalmente Buongiorno, penalista, che ci ha raggiunto tra l'altro arrivando direttamente da Roma, no? Avvocato, a proposito di procedimenti impegnativi e della vita anche che voi legali poi fate. Tra poco noi manderemo il riassunto di questo delitto, diciamo, riavvolgiamo il nastro, ripartiamo da quei giorni drammatici. Però su questo processo, questa giornata, la scelta di non fare repliche da parte del PM e di seguito anche le parti civili, la difesa naturalmente, la Corte che si è subito ritirata in Camera di Consiglio e anche diverse ore subito annunciate dal Presidente Manduzio, che ha detto non prima delle 15, sono già le 15:20 circa, adesso ci dicono non prima delle 4. Può essere segnale di qualcosa? Come legge un po' i fatti di questa giornata? No, allora l'assenza di repliche da parte del pubblico ministero si può interpretare a volte anche in un certo senso strategica, nel senso che il pubblico ministero ritiene che o vuol dimostrare che le argomentazioni difensive non abbiano colto nel segno e quindi quanto da lui sostenuto nella requisitoria sia talmente vincente da non ritenere di replicare a nessuna delle argomentazioni difensive. Credo che sia stata questa la scelta fatta dal pubblico ministero e per quanto riguarda i parti civili c'è una diatriba giurisprudenziale sulla possibilità che le parti civili possano o meno replicare qualora non replichi il pubblico ministero. Credo che comunque si siano adeguate nel percorso processuale anche strategico a quello del pubblico ministero, quindi credo sia stata una scelta anche quella da parte dei colleghi della parte civile. Ecco, tutte queste ore di attesa?
Ma questo è meno, diciamo, meno indicativo di quello che è una sentenza che certamente sarà una sentenza di condanna, perché gli elementi probatori ben sappiamo che sono assolutamente incontrovertibili, quindi tutto si giocherà essenzialmente su quella che è la sussistenza dell'aggravante della premeditazione, probabilmente anche quello della crudeltà, e soprattutto l'accoglimento meno, il riconoscimento meno delle circostanze attenuanti generiche, che andrebbero a spostare ovviamente di molto, abbiamo visto che è stato il punto centrale della ringa della difesa, andrebbe a spostare molto quello che è il trattamento sanzionatorio. Teniamo conto che una corte d'assise è composta da 2 giudici togati e da 6 giudici popolari, per cui le valutazioni che vengono fatte non sono come ordinariamente si fanno o dal giudice monocratico, da 3 giudici in sede collegiale togati, ma c'è il contributo che ci portiamo dietro da un retaggio della Francia, della Corte d'Assise francese, dove appunto ci sono i giudici popolari che quindi devono partecipare, e su determinati elementi non immediatamente percepibili da un giudice popolare, che non sono ovviamente dei magistrati, come per esempio la sussistenza delle aggravanti, la sovrapponibilità al caso concreto, piuttosto che la concedibilità delle attenuanti, tenuto conto anche del panorama giurisprudenziale. Tutto questo è un percorso che i giudici togati devono illustrare anche ai giudici popolari, per poi addivenire a una soluzione. Quindi una Camera di Consiglio anche di 5, 6, 7 ore nell'ambito di un processo in Corte d'Assise è assolutamente ordinario come tempo, non indicativo di una strada o dell'altra. Ecco, poi ho una domanda più specifica sulla premeditazione, perché sono curiosa di capire lei come la pensa, però chiederei gentilmente alla regia adesso appunto proprio di riavvolgere il nastro e di farci ripercorrere questo delitto dal primo giorno, dall'appello di Andrea Camerotto alla cattura di Filippo Turetta. Io voglio fare l'appello a tutti e due, perché spero che ci ascoltino in qualche maniera, che la radio della macchina sia accesa e funzionante. Filippo e Giulia, fatevi sentire, noi vi aspettiamo a braccia aperte. Qualsiasi cosa sia successa, noi siamo pronti ad accogliervi come prima e anche meglio. È lunedì 13 novembre quando Andrea Camerotto, zio di Giulia Cecchettin, lancia ai nostri microfoni il primo appello di una serie diretto alla nipote e a Filippo Turetta. Dei 2 giovani infatti si sono perse le tracce da sabato sera. La denuncia all'indomani viene presentata da entrambe le famiglie. Ufficialmente scomparsi, ogni interrogativo è aperto, così come la speranza di poterli riabbracciare in tempi brevi. I carabinieri iniziano le loro indagini. Sui social il tam tam degli amici è incessante. Si cerca una Fiat grande punto nera e la macchina del ragazzo. Erano stati a mangiare un panino alla nave De Vero Giulia e Filippo, che continuavano a frequentarsi anche se la loro relazione era finita ad agosto. Tutti e 2 studenti al corso di ingegneria biomedica a Padova, ma lei, Giulia, si doveva laureare a giorni. La discussione della tesi già fissata per giovedì mattina, Filippo invece ha qualche difficoltà ed è indietro con gli esami. Tutto tace, l'auto sembra essere stata inghiottita, nessun segnale apparente. Martedì 14 le 2 famiglie si ritrovano per un messaggio congiunto. Gino Cecchettin, papà di Giulia da una parte, Nicola Turetta e la moglie Elisabetta Martini dall'altra, la voce trema, gli sguardi persi. L'appello che facciamo è chiaramente quello ai ragazzi di contattarci o di tornare spontaneamente, non sappiamo dove siano esattamente, e chi li vede di contattare o le forze dell'ordine, il 112 o comunque i numeri che sono girati. L'auto è sempre la Fiat Punto nera targata FA015YE. Che si faccia sentire, perché si faccia sentire, ci dia notizie di lui e della Giulia. Siamo preoccupati e vorremmo che ci contattasse.
Cominciano a uscire le prime indiscrezioni, avvistamenti, ipotesi. Un primo frame viene mostrato in esclusiva da Media Nord-Est. È il passaggio dell'auto registrato tra sabato e domenica a Zero Branco a mezzanotte e 43 minuti. A Fossò, in zona industriale, l'attenzione si concentra su una chiazza di sangue. Si inizia a parlare di un'aggressione catturata dal sistema di videosorveglianza di un'azienda. La mobilitazione ormai generale, droni ed elicotteri sorvolano mezzo Veneto alla ricerca di tracce dall'asta del Piave al Cansiglio. Giovedì c'è chi crede in un piccolo miracolo, ovvero che Giulia possa presentarsi alla propria laurea. Negli studi non si era mai risparmiata, anche dopo la morte della mamma Monica, poco meno di un anno fa. La sorella Elena annoda i fiocchi rossi ai cancelli della casa di Vigonovo. È qui che si spera e si combatte, con pensieri che diventano sempre più cupi man mano che passano le ore. Noi speriamo sempre che ritorni e cioè non è neanche tanto per la laurea, più ormai, nel senso, a me non importa della laurea, mi basta vederla. Ogni giorno che passa è sempre peggio e anche le forze sento che vengono meno, perché io riposo ma mi sveglio sempre più stanco del giorno precedente. E mi sono svegliato stamattina ed ero distrutto, perché dico, io non dovrei essere qui davanti a voi, dovrei essere lì che festeggio assieme a mia figlia. Quasi in contemporanea, all'esterno della caserma dei Carabinieri di Teolo, Nicola Turetta si rivolge al figlio. Sarà l'ultimo appello prima di sprofondare nell'abisso. Filippo, amore, siamo qua, ti aspettiamo, qualsiasi cosa sia successa, fatevi sentire, venite a casa e qualsiasi cosa si risolve. Venerdì 17 novembre la svolta arriva poco prima di mezzogiorno con la Procura della Repubblica di Venezia guidata da Bruno Cherchi, che conferma di aver indagato Filippo per tentato omicidio. Con una formulazione giuridica si dà sostanza al pensiero di tanti. Quel tentato però continua a tenere accesa una piccola luce, mentre le ricerche si spostano sul Longaronese, nella Valcellina, nel lago di Barcis. I familiari di Giulia si affidano all'avvocato Stefano Tigani. È un'attesa molto snervante e anche perché chiediamo che ci siano dei risultati a breve, ma su questo, ripeto, non voglio andare oltre, perché abbiamo visto un dispiegamento di forze quasi senza precedenti, quindi ne prendiamo atto, come ho detto lo apprezziamo, ma certo la preoccupazione è sempre maggiore evidentemente. L'iscrizione nel registro degli indagati permette agli inquirenti di procedere con le prime perquisizioni nell'abitazione dei Turetta a Torreglia. Si cercano riscontri. Dove si trovano Giulia e Filippo? La ragazza può essere ancora salvata? Filippo, la sequestrata, sono ancora in Italia o per caso hanno varcato il confine? Si guarda all'Austria, a Lienz. Lì porterebbero i frame delle varie telecamere. Viene emanato un mandato di cattura europeo. Dubbi atroci che sabato mattina lasciano spazio alla prima drammatica certezza. C'è un corpo tra il lago di Barcis e Piancavallo ed è quello di una giovane donna. Si tratta proprio di Giulia. È la fine di ogni speranza. L'area del ritrovamento viene isolata, la salma recuperata sotto una grande roccia in un dirupo è coperta con dei sacchi neri. La prima ispezione esterna parla almeno di una ventina di fendenti. All'orrore si aggiunge orrore. Papà Gino esce di casa scortato dai carabinieri. Diretto in questo angolo di Pordenonese dovrà riconoscere il corpo della figlia. Ecco il papà. Al suo rientro a casa a metà pomeriggio, solo poche parole, Vigonovo attonita si stringe in un abbraccio collettivo. Condoglianze, Gino, condoglianze. Condoglianze, signor Gino. Condoglianze. Abbracci anche i figli da parte nostra. Scusateci. No. Il dolore e la dignità di Gino da una parte, il silenzio dei Turetta dall'altro. Filippo ancora non si trova. È vivo e se sì dove o ha commesso un gesto estremo? Le ipotesi a questo punto sono due e non ci vorrà tanto per sciogliere il nodo. Sabato sera la Fiat Grande Punto di Filippo si ferma su una corsia di emergenza di un'autostrada tedesca, la A9, a circa 150 km da Lipsia. La benzina è finita, le luci spente. Agli agenti tedeschi che lo identificano, il ragazzo appare stanco e rassegnato. Non oppone alcuna resistenza. La notizia viene diramata solo domenica mattina dopo le 9. Parla il suo avvocato d'ufficio, Emanuele Compagno.
Io mi sono messo in contatto con le autorità appunto tedesche, sto cercando di parlare con il commissariato dove lui si trova per cercare anche di chiedere che mi facciano parlare con lui per capire come sta e di che cosa ha bisogno. Io sono Giulia. Da Treviso, dove si trova per uno dei tanti flash mob spontanei organizzati per Giulia, il ministro alla giustizia Carlo Nordio assicura tempi brevi per l'estradizione. Saranno rapidissimi. Saranno rapidi? Sì, in questi casi sono molto rapidi. Ok. Probabilmente questo adesso diciamo, tutto dipende dalla magistratura di Venezia, ma giuridicamente i tempi sono molto rapidi. Ma è alle 5 di domenica, poco più, poco meno, che le famiglie scelgono di parlare. A Torreglia, Nicola Turetta appare sotto shock. Non riusciamo a capire come possa aver fatto una cosa così. Un ragazzo che abbiamo cercato di dare tutto quello che potevamo dare, e penso fino a quel maledetto sabato, che praticamente sembrava che facesse, ha sempre comportato un ragazzo che purtroppo io da padre ho giudicato, pensato che fosse un figlio perfetto. Non è concepibile, non ci deve essere qualcosa che gli è entrato in lui, non so, qualcosa nel cervello, gli è scoppiata una valvola, non lo so. Però Voglia di riabbracciarlo, di vederlo, suo figlio. Questo è un'altra, quando mi hanno detto che l'hanno trovato e che se volevo anche andare in giro, è una cosa dura, non sapevo più se... non è quella cosa che, perché non è che sia tornato da un viaggio, e quindi dico ma sì, perché avrei preferito che forse la cosa finisse in un altro anche modo. Addirittura. Purtroppo sì, però dopo è mio figlio e quindi ho detto devo dargli forza che comunque la vita deve andare avanti. A Vigonovo, Papagino e la sorella Elena cercano di trovare un senso al loro dolore. A noi come famiglia ovviamente Giulia manca tantissimo, l'avrete visto dai miei messaggi di questa mattina, però dobbiamo farci forza e guardare al futuro. Lei proprio stamattina ha lanciato un messaggio a tutte le donne, a tutte le ragazze. Assolutamente a tutte le donne. Guardatevi bene nella vostra relazione, purtroppo il tempo è passato, è troppo tardi adesso. Facciamo qualcosa per chi ancora ha la possibilità di restare qua. Bisogna prendere questa cosa come un esempio e trasformarla in potere per trasformare quella che sarà la vita di altre persone nel futuro, perché starcene qua con le mani in mano a piangere non serve a nulla. Dobbiamo proteggere le ragazze del futuro e le ragazze del presente che sono ancora qui con noi oggi, perché Giulia questo avrebbe voluto. Rabbia, sdegno, sconcerto, l'intero paese è attraversato da pesanti interrogativi. Il dibattito diventa anche sociale e politico, non si ricordano precedenti del genere in Italia. Intanto l'indagine prosegue, si devono ripercorrere i 7 giorni di fuga di Filippo nel cuore dell'Europa, ma soprattutto gli ultimi istanti di vita di Giulia che vengono collocati temporalmente quel maledetto sabato sera, quando Filippo la riaccompagna a casa. L'inferno in poco più di mezz'ora. Alle 23:18 un vicino di casa di Giulia segnala al 112 l'aggressione di un ragazzo nei confronti di una ragazza in un parcheggio di via Aldo Moro. Parla anche di un'auto scura, quella stessa auto che alle 23:31 entra nell'area industriale di Fossò, a circa 4 km di distanza da Vigonovo. 9 minuti dopo, alle 23:40, Giulia viene inquadrata mentre fugge dalla vettura, ma Filippo la raggiunge e la butta a terra per poi riportarla verso la Fiat e accoltellarla. Alle 23:50 inizia la fuga del giovane che verso le 3 raggiunge la strada secondaria tra Barcis e Piancavallo, dove si sbarazza del corpo. Mentre la procura parla di crudeltà, si apre anche un altro fronte sul perché le forze dell'ordine non siano intervenute subito nell'immediatezza della segnalazione partita da Vigonovo. Lo stesso comando dei carabinieri ha fatto sapere che in quella telefonata arrivata al 112 il testimone parlava di una lite tra 2 persone che erano già risalite in auto e si erano allontanate. Inoltre l'uomo non era riuscito ad annotare la targa e che a quell'ora di sabato c'erano altri interventi in atto da parte delle pattuglie. Un approfondimento interno all'arma è stato comunque avviato. Comincia anche a delinearsi la natura del rapporto tra i 2 giovani, con Giulia che confidava alle amiche la sua angoscia. Mi sento in una situazione in cui appunto vorrei che sparisse, vorrei
non avere più contatti con lui, però allo stesso tempo lui mi viene a dire cose del tipo che è super depresso, che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto, che pensa solo ad ammazzarsi, che vorrebbe morire, che vorrebbe uccidersi, che non trova più un senso per andare avanti. Mentre giorno dopo giorno si aggiungono dettagli dai coltelli ritrovati allo Scotch, il 25 novembre Turetta torna in Italia e viene portato nel carcere di Montorio nel Veronese. È uno dei pochi dotati di un'area per la prevenzione dei suicidi. L'avvocato di fiducia Giovanni Caruso lo incontra poco dopo l'arrivo. È adeguatamente assistito e protetto in una carcere di grande sicurezza, tranquillante dal punto di vista della anche sorveglianza contro eventuali situazioni suscettibili di essere degenerate o di degenerare. Il primo interrogatorio viene fissato il 28 novembre, ma Filippo fa scena muta. La procura ritenta venerdì 1 dicembre e il ragazzo per 9 ore racconta la sua verità. Confessa l'omicidio, di aver fatto una cosa orribile. Giulia era mia e solo mia. Lei non poteva essere di altri, le parole che raccontano di un'ossessione. Turetta dice al PM Andrea Petroni di non capire cosa gli sia passato per la testa. Quando il 22enne di Torreglia parla delle coltellate, gli inquirenti chiedono conto ai medici legali che in contemporanea, coordinati da Guido Viel, stanno eseguendo l'autopsia sul corpo della giovane a Padova, un esame durato 14 ore che sembra confermare la morte per dissanguamento. Giulia avrebbe tentato in tutti i modi di difendersi, le ferite alle mani lo starebbero a dimostrare, con la morte sopraggiunta a ridosso della seconda aggressione, quella di Fossò. La partita giudiziaria a questo punto si giocherà sulla premeditazione, inevitabile una perizia psichiatrica su Turetta, ma questa storia ormai lo si è capito, andrà oltre l'aula di un tribunale. È la promessa di un padre alla figlia e di una comunità che non può e non deve dimenticare. Però oggi siamo qui per Giulia e dobbiamo ricordare che da questo tragico evento deve nascere qualcosa. Vanno bene i messaggi che state dando, vanno bene i minuti di silenzio o di rumore, ma quelli poi finiranno. Quindi io voglio che tutti i giorni ognuno di noi si guardi nella vita, nella propria vita, provi a fare anche solo un pensiero su quello che potrebbe fare per migliorarla, non nei propri confronti, ma nei confronti della persona amata, nelle persone vicine, negli amici e soprattutto nelle donne. Allora, questa è la ricostruzione del delitto Cecchettin. Noi andiamo velocemente in pubblicità, torniamo perché in aula comincia a muoversi qualche cosa. Eccoci qua, allora torniamo in diretta perché vediamo se tra qualche istante la regia riuscirà a mostrarci l'aula che ricomincia a popolarsi. Ecco qua, sono entrate le parti civili, vediamo Gino Cecchettin, il legale di Elena Cecchettin, però ancora della Corte nessuna traccia, nel senso non sono ancora uscite dalla Camera di Consiglio né si è ancora presentato in aula il pubblico ministero, quindi evidentemente ci vuole ancora qualche minuto. D'altro canto si diceva dopo le 16. Avvocato Crea, ormai praticamente ci siamo. Allora, abbiamo visto la ricostruzione di questo delitto e appunto il nodo della premeditazione. Noi avevamo mandato in onda oggi anche un servizio con l'avvocato Panitz che diceva io avrei, so che non si costuma molto tra voi avvocati dire io al posto suo avrei, ma diceva io avrei chiesto la perizia psichiatrica e concordato, diciamo, una pena di 27 anni da scontare dal primo all'ultimo giorno. Ecco, che in realtà non c'è grande differenza con l'ergastolo, se ben ricordo, nel senso che l'ergastolo ha comunque una sua tempistica dopo la quale si può beneficiare
di uscite, eccetera. Sì, per quanto riguarda l'ergastolo si può beneficiare della liberazione condizionale dopo 26 anni di carcere, fermo restando l'adempimento di alcune condizioni, al di là della buona condotta ovviamente, ma anche l'adempimento delle statuizioni civili e quindi la condanna al risarcimento danni che certamente ci sarà, a meno che non si dimostri l'impossibilità di adempiervi. Ha detto bene, tra noi non si usa dire io avrei fatto questo. Per rimanere sul piano così dottrinale, la perizia psichiatrica, ma intanto concordare i 27 anni, ovviamente non si tratta di un patteggiamento in una situazione del genere con un caso di questa natura, non soltanto mediatico, ma obiettivamente di una certa gravità, difficilmente la Procura, il Pubblico Ministero, il Procuratore Capo di Venezia avrebbero accettato, come dire, un accordo informale su una pena che non fosse quella dell'ergastolo, quindi ovviamente la difesa non avrebbe accettato da par suo. Per cui, diciamo, solo a livello accademico è una considerazione che non mi sento di condividere, ma ritengo che proprio in fatto e processualmente fosse non praticabile. Quella della perizia psichiatrica chiaramente era un'ipotesi, mi pare che non sia stata, a meno che io non abbia avuto una svista, non sia stata neanche ipotizzata dalla difesa e ovviamente non è uno di quelle, alcuni la considerano una scorciatoia, non è una scorciatoia la perizia psichiatrica, è la necessità di valutare da parte del Tribunale la sussistenza di patologie, psicopatie tali da determinare uno stato di incapacità individuale quantomeno al momento del fatto. Evidentemente non vi erano segnali di natura soggettiva o di altra natura, anche l'anamnesi della vita di Filippo Turetta che avessero giustificato un qualcosa del genere. Molto spesso si tende ad equiparare la crudeltà di un omicidio con il fatto di essere, come si dice nelle chiacchiere a bar, fuori di testa. Non è proprio così, l'incapacità di intendere e di volere deriva da alcuni elementi di psicopatia che non sono necessariamente derivanti o dimostrati dal fatto che uno commetta un omicidio, perché diversamente tutti gli omicidi sarebbero soggetti incapaci. Quindi se l'avvocato Caruso ha ritenuto di non percorrere quella strada è perché evidentemente anche da avvocato molto serio, molto preparato qual è, ha ritenuto che non ci fossero gli elementi e avrebbe potuto anche in un certo qual modo indispettire la Corte d'Assise una richiesta di questo genere, laddove invece credo che la strategia difensiva fosse quella di sostenere con vigore quelle argomentazioni, cercando di non suscitare delle reazioni anche emotive, proponendo qualcosa che anche da un punto di vista scientifico, oltre che nel passato di Filippo, era insostenibile, quello della perizia psichiatrica. Certo, allora vediamo sempre più persone in aula, ma al momento tutto abbastanza fermo. Allora, naturalmente regia, sempre con la condizione che stacchiamo in caso si veda arrivare il pubblico ministero e poi ovviamente entrare la Corte, chiederei gentilmente se è possibile far ascoltare proprio l'intervista, la lanciata dell'avvocato Caruso rispetto al tema della premeditazione, che credo sia l'aspetto su cui hanno discusso di più probabilmente in Camera di Consiglio oggi. Vediamo se, eccola qua, se è pronta. Io nella mia testa ho ipotizzato di fare questa cosa, che avrei di rapirla in macchina insieme a me, per poi allontanarci verso una località. E poi soprattutto pagina 21. Pubblico Ministero, quindi corretto quello che ha scritto nel memoriale? Fino a quel momento lei era indeciso? Sì. Poteva succedere come no? Sì. Pubblico Ministero, ancora più avanti, pagina sempre 21. Bene, allora le chiedo, qual era l'epilogo della fine della serata che lei si era immaginato e che determinava questa indecisione? Imputato Turetta, non
cioè non so se ho capito, provo a rispondere, cioè non lo so, non avevo immaginato un epilogo, non lo so, sarebbe andata come sarebbe andata, non so. Pagina 22, sarebbe dipeso un po' da me, dal momento, da un po', non so, comunque ho scritto un po' in quel momento, un po' sarebbe dipeso ovviamente da me e dalla mia indecisione sul come fare comunque una cosa del genere. Avvocato Caruso, io questa volta gli domando, quindi lei aveva ipotizzato un futuro con Giulia? Perché uno che premedita l'omicidio, si reca, la uccide, poi aveva ipotizzato un futuro con Giulia ulteriore rispetto al sabato in una parte della sua potenziale previsione o rappresentazione dei fatti? Imputato Turetta, cioè adesso sì, cioè non lo so, non lo escludevo, però anche questo era incerto, non so. Poi in quel momento lì mi vivevo il pomeriggio per stare bene con lei, eccetera, il rapporto tra di noi era senza pensare al resto. E poi soprattutto, prego Filippo, sì, cioè io durante quel momento, siamo al sabato tragico, pagina 63, io durante quel momento lì, che eravamo in macchina appunto in quel parcheggio, io stavo pensando se fare quello per cui avevo fatto la lista, quindi rapirla, eccetera. E stavo pensando a questo e così le ho anche, però comunque era una cosa su cui ero un po' insicuro, perché io comunque, la cosa che volevo in quel momento era più di tutte tornare insieme e quindi continuare ad avere un rapporto con lei. Memoriale e poi... E così, insomma, poi prosegue. Allora terrei, regia, se possibile, in doppia finestra le immagini comunque dell'aula, perché vediamo che anche gli avvocati stanno indossando la toga, eccetera. Avvocato, cosa ne pensa di queste argomentazioni? Allora, va spiegato una certa differenza. Noi abbiamo letto sui giornali tutto quello che è stato il preparativo, la lista fatta da Filippo Turetta, e quindi fare il pieno di benzina, il bancomat, prendere coltelli, lampada, eccetera, prendere lo scotch, nastro sulla bocca, eccetera. Tutto questa preparazione è stata valorizzata da parte della Procura come degli elementi sintomatici di una premeditazione, cioè della organizzazione per commettere un omicidio. Quello che ha rappresentato l'avvocato Caruso al processo è questo invece. Questi elementi e quindi questa lista della spesa altro non è che neanche la preordinazione di un omicidio, ma la preordinazione o la programmazione del sequestro della povera Giulia. I passaggi che ha letto il difensore di Filippo Turetta, che riprendeva l'interrogatorio fatto da Filippo Turetta davanti alla Corte d'Assise, tendono a dimostrare che Turetta non avesse fin dall'inizio deciso di uccidere Giulia, ma in un certo senso che avrebbe forse ipotizzato di ucciderla se non fosse tornata con lui. Questa incertezza decisionale da una parte della giurisprudenza viene ritenuto come un elemento contrastante con la premeditazione, perché la premeditazione non è l'organizzazione di un omicidio, è il mantenere fermo per un determinato periodo di tempo il proposito criminoso di uccidere, non il proposito criminoso di sequestrare, di uccidere. E allora, introducendo, evidenziando le parole di Filippo Turetta, il difensore vuole rappresentare alla Corte d'Assise che non vi era in Filippo Turetta, nel momento in cui ha rapito Giulia, quella ferma volontà già di ucciderla, ma era solo un'ipotesi nella sua testa, e quindi verrebbe a mancare, questa è la sostanza di quel breve passaggio e credo il passaggio centrale
della strategia difensiva, non vi era quella ferma idea di ucciderla che si deve protrarre per un certo periodo di tempo, dimostrando una certa pervicacia da parte della persona nella commissione dell'omicidio. Cioè l'incertezza di commettere o non commettere un omicidio è elemento contrastante con la premeditazione. Quello è il passaggio che l'avvocato Caruso intendeva valorizzare. Certo, e appunto su questo probabilmente dicevamo... E questo è il nucleo della sentenza, il nucleo del processo e della sentenza. Esatto, anche perché è piuttosto complesso far comprendere la differenza, no? Anche al cittadino comune di questa cosa, e probabilmente anche ai giudici popolari in qualche modo è stato spiegato bene, perché a noi, al comune cittadino, basta pensare, tu l'hai pensato prima di andare lì e allora per me è premeditato. In realtà la giurisprudenza dice altro, insomma la legge dice altro, senza dubbio. Stando alla sua esperienza, dai movimenti che vede in aula, avvocato, secondo lei quanto ci vorrà ancora? Finché non arrivi il pubblico ministero, non ci dobbiamo... Il pubblico ministero viene chiamato poco prima, però insomma vedo che i colleghi avvocati sono già togati, per cui non dovrebbe mancare molto. Ecco. Sono attimi di tensione anche per i familiari sicuramente, ma per tutte le parti, insomma, per chi lo affronta da un punto di vista umano e per chi lo affronta da un punto di vista professionale. Esatto, che sentimenti si alternano in questi momenti qua? Da parte degli avvocati? Beh, nel suo caso evidentemente sì. Ma ci sono diversi profili in reati, in processi come questo, dove c'è sempre una o più persone offese, in cui c'è comunque una vittima, in cui c'è una persona che non c'è più. Noi difensori cerchiamo sempre le parole giuste per ovviamente svolgere la nostra attività difensiva, per arrivare all'obiettivo, al risultato a tutela del nostro cliente, cercando sempre di salvaguardare fin dove è possibile quello che è il sentimento umano nei confronti della vittima, ma anche nei confronti dei familiari che sono loro stesso vittime. E certamente i secondi e i minuti che precedono l'uscita del Corte d'Assise sono molto, molto difficili anche per noi, perché basta poco per darci professionalmente una grande soddisfazione o una grande delusione. Certamente. Allora, regia, si dovrebbe, credo, ricollegare Christian Arboit da Venezia. Quando lo farà, naturalmente manteniamo sempre possibilmente la doppia finestra per monitorare quello che succede in aula. Avvocato, tra l'altro c'è naturalmente un grande dispiegamento di mezzi oggi, non solo di forze dell'ordine che evidentemente, così, ben sapendo che ci sarebbe stata una grande affluenza anche di cronisti, operatori eccetera, ma perché no anche qualcuno che magari voleva in qualche modo contestare o gente assistere, curiosi eccetera, si sono presentati davvero numerosi, correttamente come deve essere, e anche di giornalisti. Questo può avere un peso anche sull'andamento del processo, questa pressione mediatica nazionale, e fra poco vedremo con Christian Arboit addirittura internazionale. Guardi, conosco molto bene i giudici togati di questo processo, il dottor Manduzio, presidente, e la dottoressa Zancan. Sono due magistrati di altissimo livello, in particolare il dottor Manduzio, oltre a essere di altissimo livello dal punto di vista tecnico, è anche un magistrato di grandissima esperienza. I giudici togati non si fanno influenzare da aspetti mediatici, che certamente, come dire, conoscono, perché ovviamente viviamo tutti nella nostra società, nel territorio, nessuno vive in maniera isolata, però quando si svolge un processo e si entra in Camera di Consiglio si guarda a quelle che sono le prove, si guarda alla giurisprudenza, si guarda solamente agli aspetti tecnici. Il fattore umano certamente esiste, però difficilmente prevale rispetto ad una valutazione tecnica. Poi gli errori, diciamo così, tecnico-giuridici ci possono essere, ed è per quello che il nostro sistema prevede 3 gradi di giudizio. Ecco, allora, velocemente flash da Christian Arboit, che è con un collega della TV svizzera. Christian.
Sì, della radio-televisione svizzera, del servizio pubblico di lingua francofona. Ecco, questo è importante sottolinearlo. È una vicenda, quella di Giulia Cecchettin, che ha un eco europeo. Ha un eco europeo, soprattutto adesso che c'è anche in Francia il processo Mazan di questa signora stuprata da decine di uomini. Credo che siamo in un momento dove tutti prendiamo coscienza di cos'è un femminicidio e si guarda soprattutto all'Italia, perché c'è anche questa immagine dell'Italia dove c'è la famiglia molto importante, dove è radicato magari più che altrove, almeno nell'immaginario, il patriarcato. Dunque vedere che l'Italia anche si sveglia, che c'è questa presa di coscienza, fa sì che si segue tanto il caso di Giulia Cecchettin, che ha colpito anche in Svizzera per l'età giovane e la normalità, tra virgolette, della coppia che formava Filippo Turetta con Cecchettin. Grazie Antonino, so che ci sono dei movimenti in aula, grazie davvero per questa testimonianza. Lina. Grazie Cristian. Sì, allora abbiamo visto anche qui da studio che è arrivato il PM Andrea Petroni, quindi presupponiamo che la Corte rientri in aula tra pochissimo. Avvocato, è segnale questo, no? Che, sì, che siamo... minuti. Quando arriva il pubblico ministero è il segnale che manca poco. Esatto, e poi entrerà anche l'imputato, ci sarà sicuramente appunto anche così anche nella lettura dei volti delle persone che sono presenti quando ci sarà il pronunciamento della sentenza. Avremo così una prima reazione, un primo effetto, insomma, anche noi da qui di quello che si sta provando all'interno dell'aula e di quello che sarà poi naturalmente saranno le reazioni, ecco, che contiamo con i nostri colleghi che sono lì di raccogliere in seguito a questa sentenza che chiude almeno per ora dal punto di vista giudiziario, presupponendo che poi naturalmente sappiamo ci possono essere altri gradi di giudizio, un caso che è iniziato, l'abbiamo detto, l'11 di novembre purtroppo con l'uccisione di Giulia Cecchettin di un anno fa. Dopodomani sarà un anno esatto dai funerali, anche quelli con un eco importante a Santa Giustina a Padova di Giulia, per un caso che ha sul fronte dei femminicidi costituito, possiamo dire, anche una svolta. Qui c'è Gino Cecchettin naturalmente che attende, è con altri familiari in aula, il fratello Alessio, la suocera, nonna Carla, insomma ci sono i familiari, ecco, che attendono naturalmente con grande, sicuramente con sentimenti contrastanti, con una tempesta di sentimenti certamente dentro di loro questa sentenza, rispetto alla quale naturalmente possiamo già dire, avvocato, che la difesa poi valuterà il da farsi, insomma, nel senso che anche dovesse arrivare la massima pena, una volta avute le motivazioni che però non avremo più avanti, potrà valutare come muoversi, insomma. Normalmente per un processo del genere i 90 giorni sono abbastanza prevedibili come tempo per il deposito della motivazione. Per quanto riguarda il giudizio d'appello, probabilmente ci potrà essere, anche laddove la sentenza dovesse essere per una parte favorevole alla difesa, perché credo che la difesa abbia sviluppato diverse argomentazioni, diverse richieste, l'esclusione della premeditazione, la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche che andrebbero a ridurre di 1/3 la pena, probabilmente anche l'aggravante della crudeltà. Quindi, a meno che non fosse un successo pieno da non giustificare motivi di doglianza e quindi impedendo un atto di impugnazione, potrebbe essere, insomma, prevedibile un secondo grado di giudizio, cosa che potrebbe riguardare ovviamente, nel caso di accoglimento delle istanze difensive, anche il pubblico ministero, perché le sentenze non appellabili da parte della Procura generalmente sono quelle a seguito di giudizio abbreviato, quando viene confermata la responsabilità penale. Il pubblico ministero non può appellare in caso di giudizio abbreviato nel caso in cui non sia soddisfatto della pena irrogata dal giudice, ma
nel caso in cui venisse confermata la responsabilità penale. Ovviamente in un dibattimento no. Il pubblico ministero potrebbe, qualora venisse per esempio esclusa la premeditazione, anche impugnare. Anche se in questo caso c'è stato un abbreviato concordato post, Dunque, diciamo? Un abbreviato in fatto, ecco. Diciamo noi un abbreviato in fatto, nel senso che laddove gli elementi probatori sono talmente chiari ed evidenti da non giustificare un'istruttoria dibattimentale che avrebbe comportato la necessità di sentire le forze dell'ordine che hanno proceduto alle indagini, probabilmente anche quelle che hanno in Germania arrestato Turetta, tecnici, specialisti per il DNA, cioè, medici legali, eccetera. Quindi ed è una strategia difensiva perché è uno di quegli elementi che noi cerchiamo di sostenere come comportamento processuale positivo, rinunciando da parte della difesa e quindi dell'imputato a svolgere una importante istruttoria dibattimentale, riducendo quindi il tempo di svolgimento del processo. Si invoca nel buon comportamento processuale uno degli elementi per il riconoscimento di attenuanti generiche, posto che un reato con questa aggravante non potrebbe essere risolto nel giudizio abbreviato normale. Sta rientrando Turetta, quindi sta entrando l'imputato, eccolo qua, Filippo arriverà Turetta. alla Corte d'Assise. Attendiamo allora l'ingresso della Corte, gli agenti di polizia penitenziaria lo hanno accompagnato a sedersi tra i suoi difensori. L'avvocato Caruso e l'avvocato Cornaviera, quindi è imminente. Sono le 16, come era stato detto, e la Corte sta per rientrare in aula dopo una Camera di Consiglio durata forse più di quello che ci si poteva aspettare per chi ritiene evidente, insomma, la situazione, ma con tutto quello che ne abbiamo parlato tanto oggi, di quelli che sono poi invece gli aspetti non così lampanti, soprattutto. Sono aspetti tecnici. Esatto. Si supera un po' il fatto, si supera la prova, sono aspetti tecnici, quindi forse determinano ancora più tempo per veicolare correttamente i giudici popolari nella conoscenza di queste fattispecie, che sono più tecniche che fattuali, diciamo. Ecco. In ogni caso siamo a 6 ore e mezza di Camera di Consiglio e quindi eccola ecco qua. Bene, allora, Corte d'Assise di Venezia, visti gli articoli 533 e 535 CPP, dichiara Turetta Filippo responsabile dei reati a lui ascritti, escluse le aggravanti dell'aver agito con crudeltà e dell'aver commesso nei confronti della vittima il reato di cui l'articolo 612 bis del Codice Penale, unificati dal vincolo della continuazione, e lo condanna alla pena dell'ergastolo oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere. Visti gli articoli 29 e 32 del Codice Penale, dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale perpetua. Visto l'articolo 36 del Codice Penale, ordina la pubblicazione per estratto della sentenza di condanna a spesa del condannato mediante affissione nel Comune di Venezia, nel Comune di Fossò e Vigonovo, nel Comune di Torreglia e tramite inserimento nel sito internet del Ministero della Giustizia. Visti gli articoli 538 e seguenti CPP, condanna l'imputato al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore delle costituite parti civili, rimettendo le parti davanti al giudice civile per la relativa liquidazione, e condanna il medesimo al pagamento in favore delle predette parti civili di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 500.000 in favore di Cecchettin Gino, 100.000 in favore di Cecchettin Elena, 100.000 in favore di Cecchettin Davide, 30.000 in favore di Gatto Carla e 30.000 in favore di Cecchettin Alessio.
Visto l'articolo 541 del Codice di procedura penale, condanna l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle predette parti civili nella presente fase di giudizio, liquidate in euro 7.372 in favore di Cecchettin Gino, 7.372 in favore di Cecchettin Elena, 7.372 in favore di Gatto Carla, 9.583,60 in favore di Cecchettin Davide e Cecchettin Alessio in solido, oltre al rimborso forfettario delle spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge. Visti gli articoli 240 Codice Penale e 262 CPP, ordina la confisca della distruzione delle campionature e delle altre cose in sequestro, salva la vendita ove i beni possono rivestire valore economico e salva l'allegazione al fascicolo dei documenti della banconota sequestrati. Dispone la revoca del sequestro degli effetti personali di Giulia Cecchettin, nonché dei beni di cui al verbale di sequestro 17 novembre del 23 ore 16 e ne ordina la restituzione agli aventi diritto. Visti gli articoli 544 e 304, comma primo, lettera C, Codice di procedura penale, indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione e sospende il termine di fase della custodia cautelare durante la pendenza del predetto termine. L'udienza è tolta. Sostanzialmente inespressiva il volto di Filippo Turetta, che probabilmente si aspettava questo esito, e c'è stata un'inquadratura in cui si vedeva sullo sfondo con un viso altrettanto privo di particolare espressione Gino Cecchettin, senza dubbio per la famiglia la sentenza che si aspettavano, il pronunciamento che si aspettavano. Allora adesso stacchiamo dalle immagini dell'aula perché i colleghi si spostano nella postazione in cui ci saranno le dichiarazioni di chi naturalmente riterrà dei protagonisti di questo processo. Fabio Crea, al volo, è andata come si presumeva secondo lei? Ma è andata come... Spieghiamo magari lei che è tecnico esattamente cosa è stato contestato. Abbiamo sentito non riconosciuta l'aggravante della crudeltà. Della crudeltà e sevizie è una delle due aggravanti che conducono all'ergastolo, conducono il reato di omicidio all'ergastolo. È stato esclusa, bisogna leggere ovviamente le motivazioni, bisognerebbe conoscere bene le carte processuali, soprattutto la perizia medico-legale, perché quel tipo di aggravante sussiste se l'omicidio è stato commesso con quelle modalità che vanno oltre la necessaria azione omicidiaria e quindi per infliggere ulteriore crudeltà. Probabilmente tutte quelle che abbiamo letto sui giornali, ed è sempre bene astenersi da fare troppe considerazioni non conoscendo le carte processuali non solo sui giornali, si è parlato di 75 coltellate, quindi bisogna verificare se quelle sono state inflitte in altro momento, quindi non finalizzate all'omicidio, eccetera. Esclusa questa, ma quella probabilmente più importante, che è quella della premeditazione, è stata confermata dalla Corte d'Assise, quindi tutti quegli elementi che erano stati valorizzati dalla Procura hanno tenuto, e quindi la Corte in questo primo grado di giudizio ha ritenuto che vi fosse una permanente volontà omicidiaria, decisione da parte di Filippo Turetta di uccidere Giulia nel momento in cui l'ha rapita, nel momento in cui ha commesso l'omicidio. Lei pensa che in questa volontà, oltre a diciamo alla famosa lista che ha fatto Turetta, gli acquisti, la lista che poi ha messo in atto comprando tutta una serie di cose, mettendosele in macchina eccetera, possa essere rientrato in qualche modo anche i ragionamenti dei messaggi che mandava a Giulia, questo odio montante, questa rabbia montante? Ma ripeto, fare delle valutazioni senza conoscere esattamente le carte processuali è sempre molto difficile e ci vuole molta... Scusa avvocato, perché vedo che si è avvicinato Gino Cecchettin. Sentiamo se Cecchettin parla. Ergastolo senza alcune aggravanti che in particolar modo sono la crudeltà e lo stalking. Volevamo sapere che
cosa pensi in trattenimento? La mia sensazione è che abbiamo perso tutti come società, che nessuno mi darà dietro Giulia e quindi non sono né più sollevato né più triste rispetto a ieri, rispetto a domani. Ed è una sensazione veramente strana, perché pensavo di rimanere impassibile, ma nel momento in cui si arriva a una sentenza così è chiaro che è stata fatta giustizia, la rispetto, però penso che dovremmo fare di più come esseri umani, perché non dovremmo trovarsi in questo momento a discutere di pene. Io penso che la violenza di genere non si combatta con le pene, va combattuta con la prevenzione, insegnando concetti che sono forse un po' troppo lontani. E quindi come essere umano mi sento sconfitto. Come papà non è cambiato nulla rispetto a ieri, rispetto a un anno fa. Gino, è stata persa una battaglia, Giulia è stata fino al grado il simbolo della lotta al femminicidio. Oggi è stata una battaglia persa in base alla sentenza pronunciata? No, la giuria si è pronunciata, ha comminato una pena, non entro in merito della pena perché ho sempre detto che l'avrei rispettata, così lo faccio. La battaglia contro la violenza continua, è un percorso che dovremmo fare come società. Anche se sono state escluse due aggravanti importanti, la crudeltà e lo stalking. Su questo bisognerà capire cos'è crudeltà, cos'è stalking. Di sicuro su questo ci sarà da dibattere. Si riparte con i messaggi di sempre. Mi dedicherò alla fondazione e andremo avanti con il percorso che stiamo facendo assieme al comitato scientifico, assieme al comitato operativo e avanti, cercando di salvare altre vite. Gino, quali sono le tue, qual è, se tu potessi trovare le parole migliori per descrivere il tuo stato d'animo prima e dopo la sentenza? Ma prima ero assolutamente impassibile perché avrei accettato qualsiasi verdetto, lo accetto, ma nel momento in cui è arrivato ho capito che l'essere qui tutti significa che abbiamo perso tutti una battaglia. E sto parlando da cittadino. Come padre la mia storia è la stessa da un anno a questa parte. Come parli? Se Giulia oggi fosse qua, Quello che dico tutte le mattine quando mi sveglio, ti voglio un gran bene. Gino, scusami, la memoria di Giulia oggi è stata onorata? Non siamo qui per onorare la memoria di Giulia, quello lo stiamo facendo portando un messaggio di speranza. Oggi siamo qui per un percorso legale che è dovuto sulla base dei patti sociali che la società si dà. Non è questa la sede per onorare la memoria di Giulia. Gino, Filippo Turetta non l'ha mai guardato negli occhi. Lei crede al suo pentimento? Non ci penso neanche. Si aspettava delle scuse in aula oggi dal Turetta? No, assolutamente. Non mi aspetto scuse, il mio percorso è un altro. Io ho perso tutto, quindi andrò avanti con il mio percorso. Oggi era una tappa dovuta per rispettare quelle leggi che ci siamo dati come società civile. Questa tappa è stata raggiunta e adesso si va avanti, si cerca di guardare il futuro cercando di non trovarsi ancora qua con un altro papà e con altri giornalisti, con un'altra giuria. E allora alle donne e alle ragazze che messaggio vuole dare adesso? Aiutateci, aiutiamoci in questo percorso da fare assieme, perché c'è tanto da fare. Gino, con questa sentenza, giustizia per Giulia è stata fatta? È una sentenza giustizia sì, posso dire che è stata fatta secondo le leggi vigenti. Ripeto, il percorso si fa su altri temi, su altri banchi. Vi ringrazio. Gino, c'è qualcosa che si sente di dire di Turetta? No, in questo momento no. E stamattina con l'avvocato di Filippo Turetta vi siete parlati? Si sente di condividere quello che vi siete detti?
Ma sì, ci siamo stretti la mano perché chiaramente ci sono stati dei momenti in cui lui doveva fare il suo lavoro, io mi sono sentito chiaramente offeso da alcune parole, ma ovvio che il mio punto di vista è quello di un genitore e quindi da persone civili ci siamo chiariti come sempre bisognerebbe fare di fronte a punti di vista diversi e quindi abbiamo messo pace. Vi saluto e vi ringrazio. Ecco, vediamo l'avvocato Tigani, regia. È una sentenza all'ergastolo, l'abbiamo sentita, quindi è la massima pena che prevede il nostro ordinamento. È una sentenza all'ergastolo, dicevo, è la massima pena prevista dal nostro ordinamento, è la sentenza che francamente tutti ci aspettavamo. Ne leggeremo ovviamente le motivazioni. Dal punto di vista tecnico, avete sentito, sono state escluse 2 importanti aggravanti, ma ripeto, vedremo le motivazioni e su questo poi ragioneremo. Dal punto di vista delle statuizioni civili ci si rimette davanti a un giudice civile, ma ci viene concessa una provvigionale, quindi una somma provvisoriamente esecutiva che era esattamente la somma che si era richiesta, quindi dal punto di vista risarcitorio la richiesta che avevamo avanzato è stata soddisfatta, però come diceva quel gigante del signore che mi ha preceduto, un gigante nel senso di gigante veramente, che mi ha preceduto, Gino Cecchettin, nessuno vince oggi, alla fine di un processo dell'accertamento di una responsabilità penale che poi vedrà i gradi di impugnazione, quindi dovremo combattere anche là, ma certamente anche questa volta siamo arrivati come società dopo. Allora la sfida che lancia Gino è quello di riuscire a capire se prima o poi riusciremo ad arrivare prima e quindi salvare qualche persona in più. Purtroppo questo adesso è difficile che avvenga e noi siamo qua per fare questo lavoro che avete visto tutti quanto complicato è e noi vi ringraziamo anche per la vicinanza, anche voi signori della stampa, e un ringraziamento a tutta l'Italia che ci è stata molto vicina. Avvocato, siete delusi del fatto che non siano state riconosciute le aggravanti di stalking e crudeltà? No, delusi non vorrei dire che siamo delusi. E noi sostenevamo, la pubblica accusa per prima, che ci fossero anche, che queste aggravanti fossero sussistenti, non è stato ritenuto così dalla Corte, ne leggeremo le motivazioni, al momento prendiamo questa sentenza per come è arrivato, che ripeto è comunque un ergastolo con un'aggravante pesantissima che è quella della premeditazione, un concorso di reati importante con le altre figure delittuose che sono state contestate all'imputato senza il riconoscimento evidentemente delle circostanze attenuanti generiche, che era un punto su cui la difesa si era spesa molto, ma che secondo noi non era in alcun modo ipotizzabile, e quindi secondo me questo primo grado è un primo grado che diciamo, segna un punto veramente importante all'accertamento della verità. Accertamento della verità, ripeto, che comunque passerà dai gradi di impugnazione, e questa sentenza dovrà essere, lo sarà, ne sono convinto, talmente ben motivata da passare indenne anche ai successivi gradi. Grazie. Così, allora abbiamo sentito l'avvocato Stefano Tigani che rappresenta Gino Cecchettin, quindi avvocato di parte civile. Vedremo adesso, attendiamo qualche istante per capire se anche l'avvocato difensore di Filippo Turetta vorrà dire 2 parole a questo microfono unico che è stato allestito. Purtroppo non si sentiva bene l'audio dei giornalisti. Dopo vedremo anche se i nostri inviati, i nostri colleghi a Venezia avranno necessità di chiederci un collegamento. Sta uscendo da Palazzo di Giustizia anche l'avvocato Caruso. Cristian, ti diamo la linea? Parcheggio. Sì, ecco Elina, allora puoi vedere Giovanni Caruso, l'avvocato della difesa di Filippo Turetta, che sta parlando con la nonna Carla Gatto. È un momento chiaramente privato, stanno uscendo tutti, vediamo. Avvocato Caruso, siamo in diretta su Antenna 3, cosa possiamo dire? Proprio quello che si sente di dire, ci sarà appello? Non è, allora mi sento di dire
una sentenza è tanto più autorevole quanto più segua ad una difesa adeguata. Oggi siamo soddisfatti per aver svolto la nostra missione professionale, la nostra funzione. Leggeremo le motivazioni e se ci saranno margini per presentare l'appello lo presenteremo, ne parleremo anche con il nostro assistito. Siamo soddisfatti che in un anno si sia riuscito a celebrare un processo particolarmente faticoso, difficile e carico di un corteggio molto consistente di sofferenze. Tornando al discorso, grazie avvocato. Proviamo a vedere se per caso la signora Carla. Signora Carla, ci scusi, siamo in diretta su Antena 3, preferisce non dire, vorremmo solo una sua parola e basta. Guardate, su questa lei. Noi il nostro dispiacere ce l'abbiamo, ce lo portiamo con noi, la giustizia ha fatto il suo corso e va bene così. È difficile dirsi soddisfatti di una sentenza, soprattutto di questo tipo. Per noi è impossibile. Per noi abbiamo il dolore e ce lo portiamo alla tomba. Senta, signora Carla, anche questa mattina vi siete trovati davanti Filippo Turetta. Lei che cosa ha provato? Niente. Non si prova più niente. Non si prova più niente. Vi saluto, arrivederci. Allora, Lina, siamo riusciti con Simone Merlo, che ringrazio, ad avere una dichiarazione dell'avvocato Caruso. Alle mie spalle vedete l'auto di Gino Cecchettin con nonna Carla, reduci da appunto questa giornata, immagino difficilissima, provante, dolorosa per tutti. Noi ve la stiamo raccontando chiaramente in diretta. Insomma, avete sentito le parole della nonna. Non ci si può certo dire soddisfatti di una sentenza, soprattutto dopo una vicenda di questo tipo. Sono chiaramente frasi fatte, resta immutato il dolore e poi appunto la vicenda processuale probabilmente, come diceva prima anche l'avvocato Fabio Crea che è in studio, non finisce qui. Ci saranno con ogni probabilità altri gradi di giudizio, li dà quasi per scontati, mi pare di capire da quello che sono riuscito a sentire anche l'avvocato Stefano Tigani. Però, come hai visto, come hanno potuto vedere i nostri telespettatori, l'avvocato Caruso, legale di Filippo Turetta, dopo aver stretto la mano questa mattina a Gino Cecchettin, ha fatto altrettanto anche con gli altri familiari, in particolare con la nonna Carla, che in questi mesi durissimi ha sempre tenuto il punto e ha sempre partecipato anche al processo, a queste udienze difficilissime. Usciamo dal parcheggio, anche perché stiamo un po' intralciando, usciamo dal parcheggio, vediamo se riusciamo a intercettare altri protagonisti di questa giornata durissima in corte d'assise a Venezia. Avviciniamoci all'entrata. Come vedete, ecco, per chi conosce Venezia, noi siamo in Piazzale Roma, questa è l'area dei park, dei vari parcheggi chiaramente, e quindi è una zona logisticamente molto fluida, che consente spostamenti veloci. Due sono le uscite, quella che vedete che è l'entrata, l'uscita principale, e quella poi che dà verso il parcheggio interno. Tra l'altro, pochi minuti fa, prima che entrassimo in diretta, è stato un lampo, è uscito anche un veicolo della polizia penitenziaria, probabilmente, anzi senza probabilmente, quello di Filippo Turetta. Oggi diverse camionette della polizia penitenziaria hanno fatto la spola da questo tribunale. È normale che sia così, ma poco fa è uscita con ogni probabilità anche la camionetta che ha portato Filippo Turetta, che lo ha riportato al carcere di Montorio nel Veronese. Allora, alle mie spalle, Lina, ci sono i carabinieri, gli uomini
della Digos, militari, polizia, che hanno monitorato questa giornata, che hanno monitorato il regolare svolgimento in sicurezza di questo procedimento, di questo dibattimento per quanto lampo. Scusate le spalle, ma stiamo tenendo monitorati le vie d'uscita. Al momento sembra tutto tranquillo. Lina, ti restituisco. Esatto. Allora Cristian, facciamo il punto anche con te proprio in diretta, nel senso che lì all'interno dell'aula, li hai sentiti anche tu probabilmente con l'auricolare, ha parlato Gino Cecchettin, ha parlato l'avvocato Stefano Tigani, tu e Simone Merlo siete stati bravissimi a intercettarli, a intercettare poi l'avvocato Caruso e nonna Carla all'interno del parcheggio. Non credo onestamente che dalla procura ci saranno dichiarazioni, anche perché l'obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto, insomma la richiesta del PM è stata soddisfatta. Mentre parlava l'avvocato Tigani, tra l'altro in regia Francesco Ciron, Alberto Pivetta, sempre prontissimi, hanno mandato in onda le immagini del camioncino della penitenziaria, del furgoncino che usciva, e presupponiamo anche noi che si trattasse di Filippo Turetta, anche perché l'avvocato Caruso era già in parcheggio, quindi non c'è stato evidentemente uno scambio col suo assistito, che avverrà più avanti, probabilmente in carcere, eccetera. Per cui io credo che a questo punto, Cristian, possiamo chiudere qui per ora, dando poi appuntamento ai nostri telespettatori per i telegiornali. Allora io intanto ringrazio te e Simone Merlo, Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio per davvero questo sforzo dalle prime ore di oggi, perché siete a Venezia davvero dall'alba, credo, no? Questa mattina, per seguire questa udienza, e grazie appunto anche per la determinazione con la quale avete ricercato dichiarazioni per raccontare questa giornata non facile, perché poi credo che a tutti noi le dichiarazioni di Gino Cecchettin abbiano pesato, no? Fabio Crea ha detto giustizia è stata fatta, ma è una giustizia processuale, diciamo. Abbiamo perso tutti come cittadini, ha detto Cecchettin. Ma quando c'è la morte, soprattutto di una persona, ma soprattutto di una figlia, non c'è giustizia che tenga. L'ergastolo, l'ha detto Cecchettin, non può mai ripagare assolutamente, quindi è una giustizia terrena che deve fare il suo corso, ma chiaramente non è un risarcimento né quello economico né l'ergastolo, per cui è evidente che era un passaggio obbligato per la nostra giustizia terrena, giustizia processuale, ma chiaramente non può essere satisfattivo. Devo così fare un plauso e una vicinanza a Gino Cecchettin per la grande statura morale che ha tenuto in questo anno, e anche in questa fase devo dire che ha manifestato delle considerazioni che io da padre avrei fatto fatica a mantenere lo stesso aplomb che Gino Cecchettin ha dimostrato. Chissà, forse guardando Filippo Turetta, che lui ha conosciuto ovviamente ben prima di noi, ha pensato che un'altra vita veniva in qualche modo gettata via, ecco, la metto così. Bah, credo che non sia il pensiero di Gino Cecchettin oggi sicuramente, ed è giusto che non lo sia, insomma. Allora noi ci fermiamo per un istante di pubblicità, torniamo per i saluti tra pochissimo.